Al via i pensionamenti del comparto scuola dal 1 settembre 2022, le domande entro il 31 ottobre di questo mese. Con notevole anticipo rispetto agli anni precedenti è stato pubblicato il decreto ministeriale 294 del 1 ottobre di quest'anno che fissa i termini per la presentazione delle domande di collocamento in pensione del personale scolastico a decorrere dal prossimo settembre 2022 e quanto affermato dal responsabile provinciale Ital Giovanni Miceli e dal segretario territoriale della UIL Scuola Lillo Burgio. Il predetto decreto ministeriale, continuano Miceli e Burgio della UIL, stabilisce che la data del 31 ottobre 2021 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo. La richiesta dovrà essere formulata, continuano i rappresentanti della Italwil, avvalendosi della procedura web police sul sito internet del Ministero dell'Istruzione. Sempre entro il 31 ottobre prossimo, gli interessati hanno la facoltà quindi di revocare le suddette istanze, ritirando tramite Polis la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. Resta ferma quindi al 28 febbraio 2022 la scadenza fissata contrattualmente per le domande di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici. Nessun'altra amministrazione richiede di presentare con un anno di anticipo la domanda di cessazione dal servizio per pensione, come invece accade nella scuola. Si tratta per i sindacatisti della UIL di sovraccaricare ulteriormente le segreterie scolastiche, su cui ricade la formalizzazione di tutti gli atti propedeutici alla liquidazione dei trattamenti pensionistici, nonché gli uffici di patronato per la successiva trasmissione della domanda di pensione all'INPS. Pertanto, premesso il considerevole anticipo dei termini da parte del Ministero dell'Istruzione, le necessarie preventive operazioni assicurative e le valutazioni sulle scelte pensionistiche, l'invito della UIL a prendere contatto con la propria segreteria e gli uffici di patronato.